siamo pronti, perché tanto là, di quel che c'è là, a parte Luca... Dica. Sì, allora, buonasera a tutti. Siamo qua a presentarvi praticamente l'inizio dell'anno calcistico per quanto riguarda il settore giovanile, quindi l'anno calcistico 2020-2021. La società, praticamente come nei nostri piani, stiamo sempre cercando di più di organizzarci sia a livello diciamo così amministrativo e appunto organizzativo, sia a livello tecnico. A mio parere siamo riusciti finalmente ad impostare una squadra di tecnici all'altezza e di livello sicuramente medio-alto. Io volevo intanto presentarvi a tutti voi il nuovo vicepresidente, Cristian Passador alla mia destra, che sarà anche il responsabile diciamo della società in primis per quanto riguarda il settore giovanile. Okay? Mentre alla mia sinistra c'è il professor Fausto Erbetti, che per l'appunto io dico è il direttore sportivo e organizzativo del settore giovanile, e ancora più a destra il direttore tecnico Pier Antonio Baruzzo, che oltre ad allenare una squadra è il direttore tecnico appunto del settore giovanile. La società appunto faremo tutto, ovviamente tutte le squadre, anche con più squadre, ma dopo nel dettaglio sarà poi Fausto e i direttori a spiegarvi qualcosina di più. Quindi io non rubo altro tempo, passo la parola a Cristian, che magari così si presenta da solo. Buonasera a tutti, sono Cristian Passadoro, il nuovo vicepresidente della Giulia Calcio. Rubo solo 30 secondi per dirvi che l'attività agonistica del settore giovanile avrà inizio lunedì 14 settembre e naturalmente inizierà con le regole vigenti al momento per quanto riguarda il coronavirus. Se non ci sono altri cambiamenti, quindi manterremo queste regole che ci sono adesso. Passo un attimo la parola al signor Erbetti, che ci presenterà un po' l'organizzazione dell'anno 2020. Allora, buonasera a tutti, io sono arrivato da poco in questa società, sono molto contento di essere qui, è una società che crede molto nel settore giovanile. Abbiamo allestito sicuramente, come diceva il Presidente, un gruppo di allenatori di fascia medio-alta. Sono persone che hanno già militato in settori giovanili importanti, alcuni addirittura con i professionisti, e quindi questo ci fa ben sperare per poter affrontare un'annata sportiva di alto livello, soprattutto per fare in modo che questi ragazzi imparino veramente che cosa vuol dire giocare a calcio, cioè vengano volentieri al campo per imparare. Vorrei presentarvi allora adesso gli allenatori partendo dagli allievi. La squadra allievi sarà allenata da Gerardo Furlanis, presente lì in fondo, allenatore di provata esperienza. L'anno scorso ha allenato la squadra juniores e prima ha fatto parte anche di altre società della zona. Quest'anno allenerà gli allievi della Giulia Concordia, Giulia Sagittaria, insomma, ecco. Per quanto riguarda poi le due squadre giovanissimi, saranno allenate i 2006 da mister Marco Turchetto e i 2007 da una vecchia conoscenza della società e anche del mondo calcistico, Willy Baiana, che purtroppo oggi non è presente per impegni personali. Marco Turchetto l'anno scorso a Portogruaro e l'anno precedente a San Vito è sicuramente un valore aggiunto e porterà tanta esperienza a questo gruppo, col quale speriamo di fare veramente bene, pensando magari anche un saltino di categoria. Scendendo poi, andando agli esordienti, gli esordienti saranno allenati da Zanotel Denis e da Vivan Fabio. Zanotel Denis seguirà il gruppo 2008 che aveva già allenato l'anno scorso.
con ottimi risultati, e Vivan Fabio, allenatore promettente, giovane, pieno di tanta voglia di fare, e dimostrerà quest'anno con il gruppo 2009 tutte le sue capacità. Scendendo poi alla categoria pulcini, abbiamo i pulcini 2010 che saranno allenati da Marco Cicuto, e stiamo cercando la figura per i 2011 in quanto abbiamo preso dei contatti e stiamo aspettando qualche risposta. Marco Cicuto, laureato in scienze motorie, seguirà questo gruppo e seguirà anche un gruppo dei più piccolini, insomma, ecco. Per quanto riguarda i primi calci e i piccoli amici, ogni gruppo sarà seguito da 3 allenatori. Il primo gruppo sarà seguito da Cicuto, da Trentin e da Buoso, se vuole venire qui, quindi ancora Marco e Buoso. Buoso, studente di scienze motorie, ha già lavorato in questo settore e è qui per portare la sua esperienza e per far crescere dal punto di vista soprattutto motorio i nostri ragazzini. La fascia più bassa, i piccoli amici, invece saranno seguiti da Lancellotti, da Miotto e da Cicuto, da Cinto. Ecco, Lancellotti, profondo conoscitore della categoria, ha girato diverse società della zona, è rientrato qui a Concordia. Miotto Chetti è una signora che conosce molto bene l'ambiente calcistico in quanto ha 2 figli che hanno giocato a calcio, uno gioca credo a Portogruaro in questo momento, e Cinto invece uno studente in scienze motorie, anche lui qui per portare la sua esperienza a questi ragazzini. Abbiamo poi l'allenatore dei portieri del settore giovanile, Colesso Leonzio, allenatore a Pordenone, grande conoscitore del settore portieri, è sicuramente un valore aggiunto per i nostri ragazzi. Come detto, abbiamo anche Baruzzo Pierantonio che seguirà il settore tecnico, andrà sui campi a visitare, lavorare insieme, portare la sua esperienza, oltre ad allenare anche la squadra juniores. Abbiamo anche un'altra figura, Catto Patrick, che aiuterà nel lavoro la squadra juniores, seguirà dal punto di vista motorio le 2 squadre esordienti e lavorerà assieme a Cinto e assieme a Buoso nell'organizzazione di tutta l'attività motoria dei nostri piccoli bambini. Quindi faranno delle riunioni mensili, si confronteranno e quindi con l'esperienza di Catto sicuramente riusciremo a dare qualche cosina in più a questo gruppo di ragazzi. Io avrei presentato, credo, tutti. Auguro a tutti i tecnici un grande in bocca al lupo. Sarà una stagione sicuramente non facile, non perché andremo incontro a delle difficoltà sul campo, ma perché ancora non si sa bene che tipo di stagione andremo ad affrontare. Però siamo tutti quanti pronti e stiamo lavorando per poter cominciare il 14 di settembre. Io volevo soltanto ribadire appunto nell'organizzazione che il professore Erbetti vi ha appena spiegato, come avrete notato, non è che ci sono soltanto un allenatore per squadra. Oltre agli allenatori, al singolo allenatore per squadra, appunto, abbiamo puntato molto anche sull'aspetto motorio di quello che sarà soprattutto per i bambini. Quindi ci sono dei ragazzi laureandi in appunto scienze motorie, piuttosto che Cicuto che è già laureato, piuttosto che Catto che già ha le sue esperienze. Quindi oltre al singolo allenatore ogni squadra avrà poi anche degli appoggi di altri tecnici. Questo solo per puntualizzare e dimostrare, se mai fosse bisogno, che la società è molto interessata al settore giovanile e cerca di tutelare ogni aspetto. La parte tecnica, la scelta degli allenatori è stata fatta, adesso stiamo lavorando su altri campi nel senso vero della parola, appunto, che sono quelle delle strutture, in cui speriamo vivamente che l'amministrazione comunale riesca a metterci a disposizione quello che questo settore giovanile per il momento quantitativamente, ma il più presto anche qualitativamente
debba avere, insomma, perché siamo una delle società più importanti del territorio e calcisticamente con delle potenzialità molto importanti. Quindi un benvenuto a tutti, un grazie a tutti di essere qua e in bocca al lupo a tutti. Adesso se vogliamo